Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Ben trovato. Grazie mille a Federico Borsari, come sempre ottimamente presente in regia, e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7:31 e giovedì 8 giugno. Senza perdere troppo tempo, perché è una mattinata molto piena di ospiti, alle 8:30 parleremo con Gianluca Savoini, con Carlo Cambi, vicenda Metropol, Russia, rubli, soldi e tutto ciò che ne è venuto fuori in relazione a questa clamorosa e anche un po' inquietante bufala che si è giocata in questi anni su quella vicenda. E poi alle 9 la rubrica un po' anticipata con Antonio Maria Rinaldi dall'Europarlamento, tempi.it, e alle 9:30 un punto sull'Ucraina, un'audizione interessante. Il capo di Stato Maggiore della Difesa è stato ascoltato ieri dalla Camera dei Deputati. Ma con calma andiamo subito al sito, naturalmente, radiolibertà.net. C'è una sorpresa per chi non l'avesse ancora vista in home page, andate a farvi un giro e la scoprirete sulla home page, la pagina principale di radiolibertà.net. La pagina Facebook invece di Radio Libertà vi serve per il menù della giornata, come sempre molto ricco di ospiti e di temi nelle varie rubriche, a partire da quella che segue subito nella mattinata, la rassegna stampa e ciò che vi ho detto prima, vale a dire oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini. A seguire Semi Varin e poi tanti altri, mica tanti, ma insomma sicuramente c'è Antonino Danna e sicuramente si conclude la giornata con un approfondimento ulteriore sui temi di attualità. Detto questo, velocemente alla prima pagina dell'agenzia ANSA: il Papa ha operato al Gemelli, sta bene. Sull'Ucraina parla Draghi: l'Ucraina deve vincere o per l'Unione Europea sarà fatale, ha detto l'ex premier, niente meno. La guerra è stato un passo premeditato di Putin. Interessante che parli Draghi su questo tema e in questi termini. Arriva la stretta del governo contro la violenza sulle donne, via libera dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge. Parla il ministro della giustizia, Nordio: non sarebbe male se portassimo nei carceri o nelle carceri anche le vittime di reati a portare testimonianze. Dimenticata in auto a Roma, muore una bimba di 1 anno, il padre è indagato per atto dovuto, i genitori sono sotto shock. E poi sui giornali di oggi e dappertutto l'immagine della Statua della Libertà a New York, sommersa da fumo e cenere e una luce grigio arancione. Allerta per la qualità dell'aria per 100 milioni di persone. State al chiuso. New York soffoca nel grigiore anche per fumo e cenere, appunto, che viene dal Canada. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, Giorgia Meloni: bisogna intensificare la lotta al traffico di esseri umani. La cronaca: un italo-albanese sparì in Spagna, ha trovato il corpo murato, il suo ex italiano ha confessato di averla uccisa 9 anni fa. Per le indagini Covid, al Tribunale dei Ministri di Brescia è stata archiviata l'inchiesta su Conte e Speranza, nessuna inchiesta su di loro, il fatto non sussiste, è la decisione del Tribunale dei Ministri. Per chiudere, dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, Eternit bis, Schmidaini condannato a 12 anni, l'industriale dovrà pagare anche maxi risarcimenti, scrive l'agenzia ANSA. Uno sguardo veloce all'ANSA l'abbiamo dato, andiamo velocissimamente adesso a dare uno sguardo anche alle altre agenzie di stampa, proprio rapidissimamente. Diamo un'occhiata anche all'ADN Kronos, ci arriviamo subito. ADN Kronos apre la sua prima pagina con la guerra Ucraina-Russia e la controffensiva che non è ancora iniziata, fa sapere l'Ucraina. Poi c'è il Papa operato e il cartellino giallo, il braccialetto elettronico, insomma le nuove misure sulla violenza sulle donne. Il nuovo vice capogruppo, del PD, Ciani, non si iscrive neanche lui al partito. Il PD ha una segretaria che non era iscritta al partito fino a poco fa, il vice capogruppo adesso, che sostituisce il figlio di De Luca: non mi iscrivo, dice. Sull'Ucraina il PD
può cambiare idea. Detto questo, c'è anche Salvini, targa e assicurazione per le biciclette e per i monopattini. Il ministro Salvini propone di introdurre la targa per le biciclette. Misure anche per la mobilità dolce, casco, assicurazioni, targa, freccia per i monopattini e per le biciclette. Dunque, la prospettazione del ministro Salvini ieri alla Camera è stata questa: bisogna introdurre per monopattini e biciclette casco, assicurazioni, targa e freccia, perché nel 2022 ci sono stati 3.120 morti in incidenti stradali. Non è degno di un paese civile. Un primo provvedimento, dopo un confronto con le amministrazioni locali e le associazioni delle vittime, è addirittura d'arrivo. Potrebbe essere in discussione già a giugno. Questo provvedimento prevede una modifica del codice della strada e una legge delega per la riforma del nuovo codice della strada. Tra le priorità, contrasto a chi ha assunto sostanze stupefacenti con l'ergastolo della patente, cosiddetto, e poi altre soluzioni come l'alcol lock, che impedisce di far partire la macchina in caso di ebbrezza. Ci sono allo studio altre misure, come quella che prevede la sospensione della patente di guida per sistematiche violazioni del codice della strada. Infine, un pacchetto è previsto anche per la mobilità dolce: casco, assicurazioni, targa e freccia per monopattini e biciclette. Insomma, bisogna fare l'assicurazione, mettersi il casco, avere la targa e gli indicatori come le frecce, appunto, per girare a destra o a sinistra, sia per le biciclette che per i monopattini. Staremo a vedere. Intanto diamo un'occhiata anche a un Dago Report, cioè a un articolo di Dagospia che fa il punto sul governo. Giorgia Meloni in guerra. La draghetta è tornata ad Ucetta, scrive il sito di D'Agostino, sentendosi accerchiata. L'ala dura di Fratelli d'Italia ha messo l'elmetto per andare allo scontro con il deep state italiano ed europeo, non ci crediamo neanche se lo vediamo, che osano interferire o ostacolare l'azione di governo. Sconfitto Mantovano, che spingeva per il dialogo. Alleatasi con Berlusconi, a Giorgia Meloni rimane una spina nel fianco: Salvini. Ora vuole spingerlo a destra, serrando la porta del gruppo Conservatori Europei di cui è presidente. È sceso il gelo con Mattarella. Giorgia Rambo ha anche smesso di confrontarsi periodicamente con Mario Draghi, il quale in privato mette la lapide su Giorgia Meloni. Il PNRR è morto, non si fa, avrebbe detto Draghi. Lasciando le visioni di Dagospia, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, molto velocemente, poi vediamo alcuni degli articoli principali di oggi. Partiamo come al solito da Avvenire. Il quotidiano cattolico apre con il disastro e lo spiraglio, cioè la situazione in Ucraina. Papa Francesco operato, sta bene, e un tavolo sull'alluvione. Con tensioni nel governo, poi arrivano le smentite. Cos'è successo? In sintesi, dal sommario di prima pagina del quotidiano cattolico, la premier Meloni ha presieduto un incontro con gli amministratori delle zone colpite da alluvioni. Sono state negate frizioni con Salvini, che avrebbe saputo solo a cose fatte dell'incarico al ministro. Il commissario Slitta ha attivato un tavolo permanente, c'è l'impegno ad arrivare a rimborsi al 100%, ma i fondi sono incerti. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con un'intervista al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sui migranti l'Italia non va lasciata sola, la frase non è certo una novità. Sugli aiuti di Stato, la legislazione europea sugli aiuti statali va resa più agile. Gli investitori devono sapere subito quali aiuti aspettarsi. Sul patto di stabilità, cioè le regole europee di finanza pubblica che condizionano anche i singoli stati, gli stati, dice il cancelliere tedesco, devono agire e mostrare solidarietà anche in tempi di crisi. Servono stabilità fiscale e un quadro comune trasparente. Il Papa operato, sta bene. Angelo Panebianco che si occupa nell'editoriale di Guerra, le nostre fragilità, democrazia e armi. Il calcio, Fiorentina sconfitta, scontri tra i tifosi. A Verona le torture dei poliziotti, le intercettazioni. Il dramma a Roma, dimenticata nell'auto, muore a 11 mesi. E l'arciprete Massimo Gramellini, che si occupa del PD, un partito che in realtà di segretari ne ha avuto uno solo negli ultimi 15 anni, Tafazzi, perché si fa male da solo. Vediamo anche il Fatto Quotidiano. La pace scatena la guerra nel PD, esplosione su ordini del giorno di 5 Stelle anti-armi e su Ciani, il nuovo vice capogruppo non iscritto al partito. Ellis Line tra due fuochi.
Partito Democratico spappolato sul PNRR armato, Guerini e gli altri bellicisti contro il pacifista che è arrivato a fare il vice capogruppo al posto del figlio di De Luca. E il nuovo vice capogruppo è contro la guerra, pensa un po'. Il Papa ha operato per 3 ore, mai come oggi cattolici e laici devono tifare per lui, scrive il Fatto Quotidiano, perché al mondo non serve un pontefice qualunque, serve proprio lui, Papa Francesco, abbracciato in toto dal quotidiano di Marco Travaglio. Per quanto concerne la Lega invece in primo piano, ma che commissario? Bisogna indagare su Bonaccini e sulla sua squadra di governo per l'alluvione, dice la Lega. Archiviati invece Conte e Speranza. Regione Lombardia nei guai, scrive il quotidiano di Marco Travaglio sulla questione delle indagini Covid. La procura di Bergamo, osserva il direttore nel suo commento di prima pagina, voleva processare Conte e Speranza per la vicenda Covid, l'eccesso di mortalità di 4.148 persone nella Bergamasca, 57 morti in Valseriana perché non erano state prese precauzioni anti-Covid, Speranza, e zona rossa ad Alzano in Nembro, Conte e Speranza. Ebbene, tutte queste accuse ieri sono state archiviate. La notizia è infondata, la notizia di reato, e questa è un'ordinanza, quella che ha archiviato Conte e Speranza, che, scrive Travaglio, tutti dovrebbero leggere, soprattutto gli sciacalli che nell'apposita commissione parlamentare meditano di usare la tragedia del Covid per piccole vendette politiche. È bene che si sia giunti a un verdetto giudiziario, scrive Travaglio, per non lasciare spazio a sospetti e zone d'ombra e per far capire ai magistrati poco professionali che il senno di poi è proibito agli storici, figurarsi ai pubblici ministeri. L'indagine pretendeva di accertare quanti morti si sarebbero evitati cinturando Alzano e Nembro tra il 26 febbraio e il 2 marzo 2020. I giudici, diversamente dai pubblici ministeri, hanno ricostruito che in quella settimana è pacifico che Regione Lombardia non avesse comunicato al Comitato Tecnico Scientifico la gravità della situazione epidemiologica e né Fontana e Gallera né il Comitato Tecnico Scientifico chiesero mai la zona rossa. Soltanto alle ore 18, 2 marzo, il Comitato Tecnico Scientifico avvisò il Premier dell'allarme in Valseriana e suggerì restrizioni. Conte, lungi dal respingere l'idea della zona rossa, chiese più informazioni, perché non era astrattamente neanche immaginabile che dovesse istituire la zona rossa seduta stante. Questo lo scrivono sempre i magistrati nelle archiviazioni, i magistrati del Tribunale dei Ministri di Brescia che hanno archiviato Conte e Speranza. Doveva dunque Conte prima valutare e contemperare i diritti costituzionali coinvolti e incisi dall'istituzione della zona rossa, tanto più che ormai la pandemia dilagava e la possibilità di contrarre il virus da persone infette non è mai stata esclusa neanche all'interno delle zone rosse. Oltre agli errori di diritto della procura che incolpava Conte e Speranza, il reato di epidemia colposa per omissione non esiste, sconcertano gli errori materiali, commenta Travaglio, che si trova ovviamente perfettamente a suo agio a difendere Conte, come conseguenza della richiesta di archiviazione nei suoi confronti della Procura del Tribunale dei Ministri, anzi di Brescia. Dunque i giudici hanno scoperto, per far la corte, per concludere che fra i 57 morti ammazzati da Conte e Speranza, elencati dai pubblici ministeri, c'è una donna viva che testimoniò l'8 maggio 2020 e ora è parte offesa. Un'altra era già morta il 22 febbraio, prima del periodo della mancata zona rossa. Ergo non può essere morta 2 volte. Altri 14 avevano contratto il virus prima del 26 febbraio, 2 si erano contagiati fuori dalla Valseriana, 6 non si sa neppure se avessero il Covid. Per tutti e 56 è rimasta ignota la catena del contagio. Quindi l'ordinanza non attesta soltanto che Conte e Speranza non hanno commesso alcun reato, ma insegna anche ai pubblici ministeri come non si fanno le indagini. Una volta tanto i pubblici ministeri sbagliano, casualmente quando ha ragione Conte, secondo il Tribunale dei Ministri. Ma lasciamo il fatto, uno sguardo lo diamo anche al giornale. Il giornale apre su un'altra storiaccia di questi giorni, armi alla Colombia, le telefonate segrete che inguaiano Massimo D'Alema. In una chat aperta tra l'ex premier e i 2 affaristi pugliesi che con lui stavano lavorando all'affare, D'Alema sembrerebbe richiamare la squadretta di affaristi all'ordine dopo momenti di tensione. Vorrei che si smettesse di fare litigi, si lavorasse per l'obiettivo. Ci possano essere risultati
molto importanti. Dietro l'affaire una cricca internazionale, il commercio di armi, navi, aerei, eccetera, militari alla fascistissima Colombia. Mentre sui femminicidi il governo è duro, via il nuovo codice rosso, un'intervista al sottosegretario leghista agli interni Molteni, una realtà inaccettabile, quella della violenza contro le donne. Ora possiamo voltare pagina con nuovi strumenti legislativi. Sempre dalla prima pagina del giornale, Ucraina, sono 29 le città sott'acqua, un disastro ecologico immane dopo l'esplosione della diga e caccia incrociata ai responsabili. Consuete accuse, Russia contro Ucraina e viceversa. 29 sono le città allagate e una chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate viaggia verso il Mar Nero. Intanto sulla diga saltata per aria continua il rimpallo delle responsabilità. Il quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino, mette in apertura Papa Francesco, operazione riuscita. E per quanto riguarda le altre questioni, la cronaca nera, bimba muore dimenticata in auto, quasi un classico, verrebbe da dire con un certo cinismo dell'estate. E dal Giorno passiamo al Mattino, Mattarella Macron e Napoli che unisce. In che senso? C'è una mostra a Napoli, a Parigi, inaugurata da Mattarella e Macron al Louvre di Parigi, una mostra che rende onore agli storici legami tra Francia e Italia. Il Tempo di Roma invece mette in apertura a tutta pagina la novità legislativa approvata ieri dal governo, nuove norme per prevenire i femminicidi, potenziato il codice rosso, estensione del braccialetto elettronico, distanza minima da mantenere dalla donna di 500 metri, possibile l'arresto in flagranza differita sulla base di video e di foto. Con l'omicidio di Senago, da inizio anno le vittime dei partner sono già 24, scrive Il Tempo in prima pagina. Salvini contesta gli autovelox, devono essere un presidio di legalità e non una tassa occulta, e poi nessun illecito nell'emergenza Covid, archiviati Conte e Speranza. Lasciamo Il Tempo, andiamo a Repubblica. Repubblica tira fuori dal cassetto istituzionale il presidente emerito, uno dei tanti della Corte Costituzionale, in questo caso l'ex premier Giuliano Amato. Meloni rompa con Orban, dice il presidente emerito della Corte Costituzionale alla premier. Abbandoni la politica suicida con l'Ungheria, abbracci l'antifascismo e l'Europa. È stato un errore togliere il controllo concomitante della Corte dei Conti sul PNRR, dice ancora Giuliano Amato, che molti italiani amano fin dal famoso prelievo notturno sui conti correnti che tutti ricordano e nessuno ha mai dimenticato. Scontro nel governo tra Fratelli d'Italia e Lega sull'alluvione in Romagna, sulle competenze ministeriali, sul commissariamento. Poi c'è in prima pagina una foto impressionante, la catastrofe ambientale dopo la distruzione della diga sul Dniepr in Ucraina. Migliaia di pesci morti a Nova Kakhovka dopo la distruzione della diga. La marea velenosa sta travolgendo il sud dell'Ucraina. Dalla Repubblica alla Stampa di Torino, la lite Meloni-Salvini sulla gestione del post-alluvione, tensione sulla nomina del ministro Musumeci a coordinatore, i sindaci chiedono dove sono i soldi promessi. E poi ancora dalla Stampa in primo piano, sommersi e dannati, un'altra foto impressionante della Ucraina, oltre 40.000 sfollati per il cedimento della diga di Kakhovka, che ha sommerso buona parte del territorio circostante. Alessandra Ghisleri, sondaggista, sul PNRR i controlli, Giorgia Meloni sta perdendo consensi, e poi Concita De Gregorio, versione capello corto, la papessa Elli e il caso De Luca, le faide del Partito Democratico. Capello corto per cura anticancro che sta facendo la giornalista. Il buongiorno di Mattia Feltri invece oggi è intitolato Gli implacabili e prende spunto dalla vicenda delle violenze dei poliziotti a Verona. Quanto dovremmo essere preoccupati dopo il disvelamento dei metodi violenti della polizia di Verona? Quanto dovremmo esserlo un paio di settimane dopo che i carabinieri hanno preso a calci un ragazzo a Livorno, i vigili urbani a manganellate una donna a Milano? Quanto, ricordando le storie di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi, i pestaggi messicani nelle carceri, le pratiche da Gomorra alla caserma Levante di Piacenza 3 anni fa. Quanto dobbiamo esserlo, come ha suggerito Luigi Manconi, per gli abusi di potere ai quali le forze dell'ordine si sentono autorizzati? Quanto per la diffusa incapacità a gestire l'enorme responsabilità del monopolio dell'uso legittimo della forza?
Dovremmo senz'altro, ma lo sono un po' meno, molto meno. Dopo aver letto su Repubblica l'intervista al questore di Verona, Roberto Massucci, un piccolo gioiello di filosofia del diritto. Primo, in Massucci, questore, capo della polizia, non c'è esaltazione, ma soltanto dispiacere, e spero sia così anche quando gli arrestati non saranno poliziotti, scrive Feltri. Piccola parentesi, ci mancherebbe pure che il capo dei poliziotti di Verona sotto accusa mostrasse orgoglio per quello che è venuto fuori, chiusa parentesi. Secondo, noi metteremo a disposizione della magistratura i risultati del nostro lavoro, ha detto. Il resto lo farà un giusto processo. Aperta parentesi, cosa doveva dire di differente? Chiusa parentesi. Terzo, al di là degli esiti dell'indagine penale, ha aggiunto il questore di Verona, al di là dei reati, che siano dimostrati o no, la divisa va onorata ogni giorno, dovrebbe valere per tutti, il giusto e lo sbagliato non lo stabiliscono le sentenze. Riaperta parentesi, cosa avrebbe dovuto dire di diverso? Chiusa parentesi. Quarto, ha concluso il questore di Verona, una volta in manette il peggior criminale è un uomo e gli si deve rispetto, poliziotto e no. Riaperta quarta volta la parentesi, cosa avrebbe dovuto dire di diverso? Secondo Mattia Feltri, invece, queste 4 osservazioni sono un trattato di filosofia del diritto che dedicherei a maggioranza, opposizione, giornalisti, lettori e a tutti quanti preferiscono esibire la loro implacabile purezza. Voltiamo pagina, andiamo a vedere la prima pagina della Verità. L'apertura sulle armi è D'Alema. Sapevamo della stecca, cioè della tangente, della provvigione, come si dice più raffinatamente, cioè del fatto che su un affare miliardario si sarebbero tenuti per loro, D'Alema e i suoi amici, 80 milioni di euro. Una cifretta abbastanza interessante. Parla il coindagato di D'Alema, tal Amato, uno dei faccendieri pugliesi che facevano parte della storia. L'inchiesta per corruzione internazionale dopo lo scoop della Verità. Se si vendono navi e aerei senza concorso pubblico è scontato che si paghino tangenti, ma non ero io quello che organizzava, dice il socio di D'Alema. Il contatto con la vicepresidente colombiana Ramirez lo teneva proprio lui, D'Alema. Io parlavo con lui che faceva tutto, racconta il coindagato. In taglio alto poi c'è la questione Covid, archiviati Conte e Speranza, ma i parenti delle vittime parlano di bavaglio. Per cercare la verità resta solo la commissione parlamentare. Insomma, per cercare la verità poi bisogna capire qual è la verità in casi di questo tipo. Comunque, in ogni caso, l'Unione Europea va verso la resa sulla questione dell'Euro 7 per le automobili e affini, ma ci costringe a dare più poteri verdi, green, ai sindaci, scrive ancora la Verità, centropagina. La stretta sulle emissioni delle auto si allontana. Prepariamoci però a maxi ZTL e ad altre idee inutili per l'aria e dannose per noi. Chiude la prima pagina della Verità l'articolo di Mario Giordano, dei poliziotti mi fido, dei giornalisti molto meno, il Bergoglio che torna in ospedale. Un pezzo di Maurizio Caverzan sul pubblico televisivo che vede arrivare Schlein e si dà alla fuga. Quando compare in TV gli ascolti calano. Infine Maurizio Belpietro, il direttore, che si occupa della vicenda Metropol, della quale parleremo pure stamani alle 8.30, con Gianluca Savoini e Carlo Cambi, e della vicenda invece Colombia D'Alema. Così a sinistra manipolano le notizie. Sono 2 casi di scuola, scrive Maurizio Belpietro nel suo commento di prima pagina sulla Verità. Provate a mettere insieme 2 storie di questi giorni. Da un lato c'è un'indagine già conclusa che ha visto archiviate le accuse di finanziamento illecito e ha evidenziato la presenza di alcuni personaggi loschi insieme a giornalisti radical chic in una faccenda con al centro un collaboratore di Matteo Salvini. Dall'altro c'è un ex presidente del Consiglio, di nome Massimo D'Alema, che viene registrato mentre parla di forniture d'armi con un pregiudicato e di un maxi assegno da 80 milioni da spartire di comune accordo. Nel primo caso l'operazione è chiaramente una trappola, perché attorno al tavolo non ci sono imprenditori che possano vendere petrolio, ma massoni e spioni, senza contare che una nave carica di petrolio non può arrivare inosservata e il petrolio non può essere venduto ai benzinai senza essere stato raffinato. Dunque, chi ha organizzato l'incontro del Metropol aveva come unico obiettivo di incastrare una persona vicina a un leader politico in ascesa.
Nel secondo caso le cose sono molto diverse. Attorno ad D'Alema non si muovono millantatori, ma veri intermediari, senza dire che l'ex premier parla con uomini molto vicini al governo colombiano, ex guerriglieri e faccendieri che hanno come obiettivo l'acquisto di navi da guerra, sommergibili, aerei da combattimento. Non è una truffa, non è un incontro messo in piedi per incastrare l'uomo che ha guidato il più grande partito di sinistra dell'Occidente, perché D'Alema sta davvero trattando una commessa miliardaria con un paese straniero e lo fa in forza dei suoi personali contatti con i capi di alcune aziende pubbliche italiane impegnate nel sistema delle armi e con i vertici del Ministero degli Esteri. Da ex ministro degli Esteri, D'Alema si rivolge direttamente agli ambasciatori, chiede che i suoi uomini siano agevolati nelle relazioni con la Colombia. Da ex capo del governo, D'Alema chiama senza intermediari i manager delle aziende statali e da ex vicepresidente dell'Internazionale Socialista intrattiene rapporti con i compagni conosciuti in tanti anni di attività politica e che dopo anni di militanza, guarda caso, oggi hanno conquistato il potere. Insomma, l'ex premier non è Gianluca Savoini, ma è l'uomo che da rappresentante dell'Italia e del governo guidato da Prodi andava a braccetto con Hezbollah, movimento terroristico libanese, senza contare che i soldi millantati nell'incontro del Metropol erano tarocchi, non sono mai esistiti, non avrebbero potuto esistere, perché nessuno di coloro che erano seduti a quel tavolo era in grado di procurarli e l'operazione era impossibile, solo un ingenuo poteva cascarci. Con D'Alema no, i contatti erano veri e anche al più alto livello. A parlare non erano un avvocato sull'orlo del fallimento e finti imprenditori. All'incontro non c'era nessun giornalista senza nessuna esperienza di compravendita di partite petrolifere, ma un ex presidente del Consiglio. Insomma, sottolinea Belpietro. La stampa progressista ha montato una canea sulla bufala dei fondi a Salvini con il petrolio russo, depistando però sugli affari veri di Massimo D'Alema e della sua combricola in Colombia. Questo non è giornalismo, ma manipolazione. A proposito poi di Metropol, c'è un articolo, ma lo leggiamo a parte, che torna su questa vicenda. Intanto con Giacomo Amadori sulla Verità parla, dicevamo prima, il mediatore del Colombia Gate, uno dei soci di D'Alema. Erano pronte le bustarelle per i politici, lo dice Francesco Amato, che è indagato con D'Alema nel filone napoletano di questa storia. Non ho mai discusso con i manager delle società pubbliche statali, che sono grosse anche, Leonardo Finmeccanica e Fincantieri, cioè non stiamo parlando di due piccole società oscure, stiamo parlando di due colossi dello Stato italiano, due società pubbliche enormi. Non ho mai discusso con loro perché di questo si occupava tutto D'Alema, che con quelle società aveva consuetudine perché è stato ministro e presidente del Consiglio. Per vendere armi senza una gara pubblica devi sempre oliare qualcuno. Non ho problemi a riferire ai pubblici ministeri, non ho commesso alcuna corruzione, dice questo signore. I dirigenti di Fincantieri facevano l'esempio degli affari in Indonesia. È bello, molto interessante il pezzo di Giacomo Amadori, ma è anche molto lungo. Poi se avanza tempo lo leggiamo. Intanto i nostri scoop, scrive La Verità, arrivano al Copasir, bisogna indagare sulla trappola antilega. Questo sulla Verità di oggi. Andiamo a vedere anche Libero, le comiche PD, è il titolo d'apertura. A Roma i consiglieri PD e 5 Stelle litigano su chi può usare i bagni. Schlein cambia il vice capogruppo, ma viene presa a pesci in faccia sia dal nuovo che dal vecchio. E in TV fa meno ascolti di Bersani. E poi c'è la Pirelli cinese, Giorgia Meloni ferma tutto. Limiti all'influenza sui ruoli aziendali e poteri di veto in capo agli investitori italiani, le ipotesi sul tavolo sono tante, scrive Sandro Iacometti. In sostanza il governo blocca la scalata dei cinesi dentro la Pirelli, i paletti del golden power, cioè della possibilità, l'azione d'oro, diciamo così, o il potere aureo, significa in poche parole che in determinati settori di rilevanza strategica di interesse pubblico il governo può intervenire per evitare che il controllo di una determinata azienda passi in mani straniere ritenute poco propizie per le strategie italiane. In questo modo il governo cerca di bloccare la scalata dei cinesi dentro la Pirelli. Allo studio del governo limiti alle decisioni su nomine e tecnologie sensibili e poteri di veto per gli investitori italiani.
E sempre dalla prima pagina di Libero, la foto di Matteo Salvini, giro di vite su monopattini e autovelox, su monopattini e biciclette. Il ministro Salvini vuole introdurre la targa, l'assicurazione, gli indicatori di svolta, le frecce a destra e a sinistra, come abbiamo visto prima, perché troppi sono gli incidenti. E poi ancora in prima pagina su Libero il pezzo del direttore Alessandro Sallusti, i tontoloni di Conte, complici involontari dei cinesi, 5 Stelle e la via della seta. Adesso ci scalano anche la Pirelli. Vittorio Feltri, a sinistra chi sgarra finisce sotto indagine. Il caso D'Alema, un compagno fuori linea. La notizia più stupefacente di ieri riguarda Massimo D'Alema, presidente del Consiglio, leader della sinistra, quando era una cosa seria, benché a me non piacesse, come non mi garba nemmeno quella attuale, scrive Vittorio Feltri. Quest'uomo è finito nell'occhio del ciclone, accusato di aver mercanteggiato con la Colombia aerei da guerra. Si dà il caso che Baffino non sia un mercante d'armi, si sia limitato a fare il consulente. Non è un reato, è semplicemente un lavoro, un'attività lecita. Non si capisce perché egli, pur essendosi mosso nella legalità, debba essere accusato di aver commesso un illecito. Insomma, a sinistra, se sei un compagno fuori linea, finisci sotto indagine. Abbastanza discutibile il fatto che D'Alema sia un compagno fuori linea, ma Feltri la vede così. Mentre il Papa, 3 ore sotto i ferri, pensa al successore, scrive in prima pagina Francesco Cappozza. Nicolai Lilin, che sarà con noi venerdì mattina alle 8:30, cioè domani, si occupa della guerra in Ucraina. Il piano di pace è già pronto, ma non se ne parla, pagina 12. Questi sono un po' i temi delle prime pagine. Adesso diamo un'occhiata ad alcuni articoli, partendo da quello di cui ci occuperemo tra poco, cioè la bufala del Rubligate, Savoini, il Metropol e compagnia cantante. Oggi ci torna sopra Giacomo Amadori con un pezzo a pagina 5 della Verità molto dettagliato sugli incroci pericolosi a Milano. L'altro giorno avevamo ricordato la vicenda dell'avvocato Amara, la loggia Ungheria, Pier Camillo Davigo, il PM Storari, qualcuno si ricorderà? Ebbene, non era un accostamento così balzano a quanto pare, perché ci sono incroci tra il massone del Metropol, l'avvocato Meranda, e il faccendiere Amara, a giusto appunto. A Meranda, l'avvocato che confezionò il falso scoop contro la Lega, si era già rivolto l'avvocato Amara, questo affarista molto noto ai magistrati, i quali però non approfondirono la circostanza. Vediamo un po' cosa c'è in questa storia. Giovanni Tizian, Stefano Vergine, cioè i 2 giornalisti dell'Espresso, autori del falso scoop sul Metropol, ci hanno accusato di avere scritto balle sesquipedali, ma come all'asilo ci hanno insultato senza smentire nulla, scrive oggi Giacomo Amadori. Perciò conviene ricordare come Tiziana e Vergine abbiano realizzato l'inchiesta che avrebbe dovuto portare alle dimissioni di Matteo Salvini. La loro gola profonda, l'uomo che gli ha passato l'audio del Metropol, foto e notizie degli incontri estivi con personaggi russi, tra cui un agente dei servizi segreti sotto copertura e un ideologo del sovranismo, Dugin. Ebbene, questa gola profonda, l'avvocato Miranda, era in combutta con loro già dai primi appuntamenti. L'avvocato massone Gianluca Miranda, in quel momento era sull'orlo del crack, se la passava malissimo economicamente, partecipava ai tavoli di trattativa e registrava se stesso e registrava l'amico Margheritino, proveniente dalla Margherita, dalla sinistra democristiana del PD, Francesco Vannucci, bancario in pensione, ex sindacalista CISL. Da loro due provengono le accuse più gravi contro la Lega. Questi due, che erano stati ribattezzati già il gatto e la volpe da Amadori, questi due, almeno da 1 anno e mezzo, stavano cercando di fare un grosso affare con petrolio, russo o medio orientale. E nella primavera spendono il loro know-how per agganciare e ingolosire non Matteo Salvini, ma il suo portavoce Gianluca Savoini, molto legato alla Russia. Come arrivano a Savoini? Percorso tortuoso, lo avvicinano attraverso l'ex sindaco di Amatrice Pirozzi, che col Carroccio stava flirtando in Lazio. È Pirozzi a cercare un numero di cellulare di Savoini, chiedendolo però non a Salvini ma alla sua fidanzata Elisa Isoardi. Una volta realizzato il contatto, un affarista coerente avrebbe cercato di portare a casa l'accordo.
E invece no, Miranda, già all'inizio della trattativa, registra e fa foto per i due cronisti dell'Espresso. Fa sapere a un'amica leghista e sindacalista dell'UGL che chi attacca Salvini sull'Espresso, Tizian, è un suo vecchio amico, cioè amico di Miranda. Alla riunione del Metropol mancano diversi mesi, ma Miranda sta già lavorando in funzione del futuro scandalo. Sta già collaborando a un libro e ad articoli di cui si vanterà con amici e parenti. È evidente che Savoini non ha capito in che trappola sia finito. Sta pensando di chiudere un bell'affare. Il gatto e la volpe lo hanno cercato e convinto e lui probabilmente ripete ai vari tavoli la favoletta che gli è stata suggerita. Fateci concludere questo affare e aiuterete il sovranismo italiano. Ma non sa il povero Savoini, che poi sarà con noi tra poco, che Miranda quelle chiacchiere le sta registrando per distruggere la Lega. L'avvocato Miranda, il massone calabrese, ha un mandante? Ha deciso da solo di fare il giustiziere della Lega, il partito più in crescita in quel momento, e la massoneria atea francese a cui risponde è quella che gli ha affidato la missione? C'entra qualcosa il governo francese? Quel che è certo è che quando i nostri servizi segreti scoprono che al Metropol è seduto un ex agente del KGB, anzi un agente dell'ex KGB, cioè l'FSB, il servizio segreto russo, nessuno informa i vertici della Lega. Gli unici a essere messi a conoscenza dell'inquietante notizia sono i magistrati di Milano, che però sul doppio giochismo di Miranda sembrano chiudere non uno, ma entrambi gli occhi. Per esempio, sanno che l'avvocato massone si incontra almeno 14 volte col giornalista Tizian, da quando partono le trattative per il Metropol a quando l'audio della riunione finisce su un sito americano. Nella informativa più importante della Guardia di Finanza, novembre 2020, quel particolare non proprio trascurabile viene omesso, cioè il fatto che questo Miranda si incontra tantissime volte con il giornalista Tizian da quando partono le trattative per il Metropol a quando l'audio finisce sul sito americano BuzzFeed. La Guardia di Finanza ignora questo aspetto. Qualcuno aveva chiesto agli investigatori di non riportare più quanto invece avevano segnalato prima nell'annotazione di luglio, perché a luglio la Guardia di Finanza fa questa annotazione, dopodiché non la fa più. Chi gliel'ha detto di non farla più? Qualcuno gliel'ha chiesto? Tutte domande per ora senza risposta. Ma i ballisti saremmo noi, scrive Amadori. C'è da sperare, anzi, che Tiziano e Vergine in questa vicenda abbiano svolto solo il ruolo degli utili idioti e non altro. Anche perché, studiando il mistero Miranda, siamo in grado di svelarvi nuovi incredibili retroscena, racconta Amadori. Infatti, all'avvocato massone si era rivolta, un grosso affare, niente meno che la banda di Piero Amara, l'altro grande faccendiere di quegli anni. Quindi, nella nostra storia, è come se entrassero insieme Batman, l'Uomo Ragno, Venom e Joker. Se i pubblici ministeri di Milano, Spadaro, Ruta, Costa avessero guardato in casa propria prima di partire per la tangente a caccia dei fantomatici soldi russi alla Lega, avrebbero forse evitato di impegnare per anni gli uomini della Guardia di Finanza e di tenere sulla graticola qualche indagato formalmente iscritto nel registro e altri, tra i quali il ministro Salvini, indagati all'orecchio e comunque di fatto sulla stampa di sinistra. Ci riferiamo a quanto già emergeva negli atti del cosiddetto procedimento complotto del 2017 assegnato al procuratore aggiunto Laura Pedio e al sostituto Paolo Storari, cioè che dipendenti infedeli dell'ENI avevano provato attraverso Miranda a trovare 25 milioni di euro necessari per acquistare uno stabilimento petrolchimico in Iran a prezzi stracciati, giudicato a ragione una miniera d'oro, perché il paese era sottoposto a embargo da parte degli Stati Uniti d'America. Se i magistrati avessero condiviso qualche informazione tra di loro, forse avrebbero capito che Miranda era un personaggio buono per tutte le stagioni, che i suoi affari finivano quasi sempre nel nulla. Comunque, anche nel procedimento Metropol del 19 c'è traccia del business che interessava all'altro soggetto, l'avvocato Amara, quello della loggia Ungheria. In un'informativa del 12 febbraio 21, la Guardia di Finanza riporta uno scambio di messaggi tra Miranda e Dedorid. Dedorid dice: finanziamenti, essendo una banca li fate? Miranda: che finanziamenti servono? Dedorid:
minimo 25 milioni per un impianto petrolchimico in Iran, rientro del capitale in 6, massimo 12 mesi, robetta semplice. Meranda, si può fare, chi è il borrower? È tranquillo? Dedorid, super fidato, controparte di Eni, nostro concessionario ufficiale per Iran, grazie all'avvocato Amara. Meranda, è società iraniana? Dedorid, società italianissima, caro amico dalla Calabria Saudita, veramente persona doc. Rapporti fiduciari, scrive Amadori, basati sull'origine territoriale, quindi la stessa di uno degli autori dell'inchiesta dell'Espresso, la stessa di un noto magistrato che Meranda, calabrese pure lui, contatta su richiesta del cronista, ansioso di conoscere il magistrato, che poi sarà quello che arresta Messina Denaro, Paolo Guido. Dalle successive comunicazioni intercorse tra l'affarista Dedorid e Meranda emerge che il beneficiario del finanziamento dovrebbe essere la società Napag, riconducibile a Francesco Mazzagatti, all'epoca 32enne di Polistena, che aveva iniziato, Calabria anche lui, che aveva iniziato la carriera imprenditoriale vendendo succhi di frutta e aveva poi convertito la sua attività nell'intermediazione di petrolio. Per lui l'operazione iraniana sarebbe stata di vitale importanza. Sono pronto, ma Francesco s'ammazza se fallisce l'acquisto. Povero, fa sapere Dedorid a Meranda. Da uno scambio di messaggi, 6 febbraio 18, si fa riferimento alla possibilità che il giovane abbia parenti coinvolti nell''ndrangheta. Senti, dice Meranda, ma il signore dei 25 milioni ha risolto? Dedorid. Lo saprò tra qualche ora. È a Dubai, posticella interessante, Emirati Arabi, vero? Per chiudere, ma se serve backup nel weekend, lo faccio venire a Roma. Meranda, ok, i suoi cugini Rocco e Pasquale sono miei buoni clienti. Dedorid, forse sono altri Mazzagatti. Meranda, non credo, cugino di primo grado. I rispettivi padri sono fratelli. Il padre del tuo ha un'azienda nella Piana. L'ho conosciuto un paio d'anni fa. 14 febbraio 18 riprendono l'argomento. Dedorid parla di lui, Francesco Mazzagatti. È sicuro che non sono suoi cugini, saranno fratelli? Meranda, avrà ragione lui, riferirò a Rocco e Pasquale, si saranno sbagliati senz'altro. Dedorid, se loro cugino è sposato con una donna emiratina, hanno ragione loro. Meranda, hanno ragione loro. Meranda, scrive a questo punto Giacomo Amadori, come suo costume si mette a registrare anche Dedorid, sebbene gli faccia credere di essere molto riservato e affidabile nelle comunicazioni. Meranda, senti, scegliamo solo un canale WhatsApp e puliamo l'altro telefono, dice nel maggio 19 quando l'affair Metropol è già esploso. Dedorid, WhatsApp questo, l'altro no buono. I finanzieri annotano che sul telefonino off limits resteranno solo poche conversazioni risalenti al 17, mentre su quello buono le comunicazioni disponibili recano buchi temporali dal 29 agosto 18 al 29 ottobre 18, dal 6 dicembre 18 al 4 aprile 19, cioè mancano le settimane del Russia Gate. Il 24 maggio 19 Dedorid comunica a Miranda che in giornata sarebbe stato intervistato dall'Internal Audit di Eni e nell'occasione Miranda sfoggia le sue doti da spione. Registra col telefonino, suggerisce. Dedorid, ci provo. Voice memo no, Miranda. Meglio rec light. Quando cominci, con naturalezza tiri fuori il telefonino, di che lo spegni e invece avvii registrazione e metti in modalità aereo. Spegnendo il quadrante, mettendolo nel taschino esterno della giacca, col culo in su. Il microfono sta lì. La traccia audio, conclude a questo punto Amadori, è stata rinvenuta sull'iPhone di Miranda. Nell'occasione gli ispettori dell'ENI contestano a Dedorid l'acquisto da parte di ETS di polietilene ad alta intensità di provenienza iraniana per 25 milioni di euro. Merce fornita da Napag. Scrivono gli investigatori. Le dichiarazioni rilasciate da Dedorid in sede di audizione in ENI contrastano con il tenore delle sue conversazioni intercorse con Miranda all'epoca dei fatti. In particolare Dedorid, quantomeno dal gennaio 18, era a conoscenza della volontà di Mazzagatti di acquisire un impianto petrolifero in Iran, tanto da chiedere a EuroIB, cioè Miranda, un finanziamento da 25 milioni per l'operazione. Alla fine il finanziamento non è erogato e il dirigente di ETS, cioè Dedorid, manager di una società dell'ENI, questa ETS, in un altro messaggio scrive: mi sa che ha trovato la banca per l'affare iraniano, secondo me avete perduto un bel gruzzolo. Come sempre Miranda ha fatto un buco nell'acqua, scrive Amadori, e come sempre ha registrato i suoi interlocutori.
Nell'aprile 19 la somma cercata da Mazzagatti, Amara e compagnia viene garantita direttamente da ETS a Napag con il pagamento anticipato di 31 milioni di dollari, saldati mentre il faccendiere Amara è in galera. Un mese dopo la fattura è annullata, la Napag condannata a pagare la penale e Dedorid licenziato con effetto immediato per colpa grave dalla società dell'ENI, in particolare per mancanza di giustificazioni per la realizzazione dell'operazione Napag 24 aprile 18. Conclusione. Gli incroci pericolosi tra Dedorid, Amara, quello della Loggia Ungheria, e Meranda, quello del caso Metropol, nonostante le ripetute denunce dell'ENI sull'affare iraniano, vengono ignorati dai pubblici ministeri di Roma e Milano, tranne che dal PM Fava, essendo i magistrati tutti troppo occupati a dare la caccia alla Lega e all'ENI. L'ENI è stata un'altra indagine disastrosa per la Procura di Milano. Insomma, ci sono incroci pericolosi a Milano, riassume La Verità, tra il massone del Metropol, Meranda, e il faccendiere Amara, che era intorno all'ENI, un'altra figuraccia terribile della Procura di Milano. A Meranda, l'avvocato che confezionò il falso scoop contro la Lega, si era già rivolto anche il faccendiere Amara, molto noto ai magistrati, e tuttavia i magistrati non approfondirono la conoscenza. Vedremo cosa sortirà da questo. Intanto ci stavamo dimenticando dei nostri amici del Quotidiano di Sicilia. Prossimamente potrete ascoltare in Zoom il direttore Carlo Alberto Tregua su quella bella iniziativa che hanno fatto l'altro giorno di mettersi a modello a confronto, anzi, con la Svizzera. Un confronto Sicilia-Svizzera molto stimolante, molto interessante, una bella iniziativa editoriale, politica e culturale in senso lato, di cui Antonino Danna parlerà col direttore Carlo Alberto Tregua. Intanto oggi il Quotidiano di Sicilia apre con l'IRPEF. 1 su 2 non versa neanche €1. Il 60% del gettito IRPEF viene dal 10% dei cittadini. Dicono i commercialisti che la pressione fiscale può andare giù soltanto se si taglia la spesa. Questo è il tema, molto interessante, come quasi sempre, tutti i giorni, in prima pagina sul Quotidiano di Sicilia. Il direttore Tregua si occupa dell'intelligenza artificiale, della paura del progresso, della rivoluzione che comunque sta avvicinandosi ed è prossima. Per quanto concerne le altre prime pagine, andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore. L'Oriente avanza, l'India è superstar, l'Italia farà meglio dell'area euro, sono le previsioni di crescita dell'Ocse, e poi Confindustria che porta negli Stati Uniti il codice atlantico di Leonardo e Barilla che investe 1 miliardo per sfidare i colossi mondiali dell'alimentare. Sul Foglio di oggi cosa c'è di interessante? Il fatto che uno dei fondi di investimento più importanti al mondo stia puntando sull'Italia a prescindere dal PNRR e investe in Italia più che in Germania, Francia e Regno Unito. Dobbiamo esserne orgogliosi. Scholz che misura Giorgia Meloni, ci si può fidare, non ci si può fidare. E poi ancora dalla prima pagina, la politica politicante, la prima pagina del Foglio, Fratelli di Veleni, le beghe in Fratelli d'Italia, chiedo scusa, non in Forza Italia, e Letizia Moratti che parla della Rai che lei diresse. L'epurazione è solo un tic, gli addii di Fazio Annunziata sono un'opportunità. L'Andreas Version, vediamo un po' se ci fa sorridere o se sarcasteggia da par suo Andrea Marcenaro. La signora Schlein, scrive Marcenaro nella sua rubrichina sul Foglio, va in Europa per dire ai suoi che i 10 deputati del PD a favore delle armi all'Ucraina hanno torto, mentre l'unico contrario ha ragione. La signora Schlein resta il più sottovoce possibile a favore della maternità surrogata, mentre il suo partito è contrario. La signora Schlein sostituisce il vice capogruppo del PD alla Camera, il figlio di De Luca, il governatore campano, con un deputato del PD alla Camera, il quale ci tiene a far sapere di non essere del PD e di impegnarsi a non diventarlo. La signora Schlein, eletta segretaria del PD contro il parere degli iscritti al PD e grazie al voto dei grillini, consente oggi che si scateni in Campidoglio la guerra della toilette, impedendo agli stessi grillini, sospirati alle Andi, di utilizzarne la tazza. Bagno riservato agli uomini del gruppo PD, vi ha fatto scrivere sopra la porta. E chiusa lì.
Il grillino, conclude Marcenaro, potrà certo soffrirne, poi chissà, Bettini, ma per una signora segretaria che fuori dal vaso la fa per abitudine, potrebbe anche trattarsi del primo argomento azzeccato, scrive in prima pagina sul Foglio Andrea Marcenaro. Vediamo pure Il Dubbio, il quotidiano degli avvocati. Bruno Contrada vince in Cassazione, ma giornali ed ex magistrati continuano a massacrarlo. Qualcuno si ricorderà della storia di Bruno Contrada, poliziotto di lunghissimo corso. E poi c'è l'intervista allo psicoterapeuta Claudio Foti, assolto martedì dalla vicenda di Bibbiano. Qui le vere vittime sono i bambini abusati, dice lo stesso Foti. C'è il nuovo vice capogruppo del PD, Ciani, quello che non si iscriverà mai al PD, l'uomo di Elli che vuole cambiare la linea del PD anche sulla guerra, vuole essere contro la guerra in Ucraina, così scrive Il Dubbio. Italia Oggi invece apre su un argomento che purtroppamente ci riguarda tutti: le tasse, pagamenti senza rinvii, la Ragioneria dello Stato contraria alla proroga del termine del 30 giugno. Nonostante le molte richieste dei commercialisti, non si può rinunciare a 4 miliardi di entrate previste. È in salita la proroga dei versamenti 2023. Una intervista interessante a Francesco Manfredi, professore universitario, ordinario di economia aziendale all'Università LUM di Bari e direttore della LUM School of Management. L'abbiamo sentito diverse volte anche in Radio Libertà. Il PNRR è fuori portata rispetto alle potenzialità esecutive della nostra pubblica amministrazione, e non far scattare i controlli concomitanti della Corte dei Conti è stata una scelta obbligata per provare a spendere tutti i fondi, dice il professor Manfredi. Il proliferare di centri e sistemi di controllo, in primis quelli definiti preventivi e concomitanti, come la Corte dei Conti voleva essere, rischiano di provocare una forma di cogestione, di aumentare il livello di complessità decisionale e di rendere ancor meno fluida e efficiente l'azione, cioè l'esatto contrario di quello a cui dovremmo mirare. Così la vede il professor Manfredi, mentre Diritto e rovescio, la rubrica, il corsivo del direttore Magnaschi, in prima pagina si occupa dell'ultimo film di Marco Bellocchio, intitolato Rapito, che non ha vinto a Cannes, ma sta vincendo nelle sale italiane. Il film racconta il rapimento di Edgardo Mortara, un piccolo ebreo che nel 1858 viene strappato alla sua famiglia su ordine del Santo Uffizio di Bologna per portarlo a Roma, dove sarebbe stato educato come cattolico. Il motivo che giustificava tale brutalità è che Edgardo, quando era infante, fu battezzato all'insaputa dei suoi familiari da una cameriera che temeva che morisse e, non volendo farlo andare nel limbo, come poi disse ai giudici, decise di battezzarlo. Da qui la pretesa della Chiesa di strapparlo alla sua famiglia, perché un bimbo cattolico non poteva essere allevato da una famiglia ebrea. Questa piccola grande vicenda si sviluppa nel contesto della fine dello Stato pontificio e del potere temporale del Papa. Un beneficio questo non solo per l'Italia, ma anche per la cattolicità. Bellocchio racconta queste due vicende, diverse ma incastrate, senza lasciarsi fuorviare dall'ideologia, ma raccontando cose e scontri con completezza e con distacco. Ne è uscito un film esemplare da vedere, scrive il direttore Magnaschi, del suo compaesano Bellocchio, piacentini tutti e due. Questo a livello di notazione antropogeografica, diciamo così. Mentre per quanto riguarda il mondo dell'editoria, c'è un articolo sul Fatto Quotidiano, pagina 9, che ha a che fare con Il Giornale, che già fu di Berlusconi, adesso di Angelucci e Giorgia Meloni. Il piano è quello di far nascere un Corriere della Sera di destra. A luglio l'editore, re delle cliniche, studia la squadra che piaccia a Giorgia Meloni. Obiettivo via Solferino, cioè rubare copie al Corriere della Sera, far masticare amaro Urbano Cairo, che con la sua TV, la 7, dà tanti dispiaceri a Donna Giorgia. Questa è la mission del nuovo giornale targato Antonio Angelucci, editore e deputato della Lega. Prenderà il largo da metà luglio con l'arrivo di un nuovo direttore, anzi l'ennesimo ritorno, perché Alessandro Sallusti torna a fare il direttore del giornale. Sallusti che negli ultimi anni ha rivitalizzato Libero, ma in Via Negri, sede del giornale, non si era lasciato benissimo. Le redazioni però sanno sopportare di tutto, farsi concave e convesse. Un giornale liberal conservatore, borghese non bigotto,
autorevole, moderato, che guarda a chi fa impresa, soprattutto al centro, senza preclusioni per Renzi e Calenda, e faccia da sponda, in caso di traino, al partito conservatore che Giorgia Meloni ha in mente. La nave che potrebbe salpare prima delle europee 2024 o subito dopo. Giorgia non ne può più di Fratelli d'Italia, il suo orizzonte è molto più ampio, dice una fonte vicina a Giorgia Meloni, la quale inoltre legge i giornali. La carta stampata piace a Meloni più della TV. La televisione, a partire dalla Rai, serve a macinare consenso e potere, ma le idee stanno sui giornali e la politica è fatta di idee, dice la fonte meloniana del Fatto Quotidiano. Giorgia Meloni ogni mattina non si perde un articolo delle sue firme preferite, con una rassegna stampa cucita su misura per lei, che contempla anche giornalisti inaspettati. Ci sono veneziani, buttafuoco, ma anche altri ai quali la Premier pensa quando immagina la redazione dei suoi sogni. Insomma, secondo quel che racconta il Fatto Quotidiano, Angelucci sta facendo un giornale che possa piacere a Giorgia Meloni, il giornale comprato da Berlusconi. Dell'argomento cosa fare dei 3 giornali di destra, Giorgia Meloni ha parlato con patron Antonio Angelucci e con suo figlio Giampaolo, trovando terreno fertile per i suoi desideri. Angelucci oggi è deputato leghista, ma si muove con nonchalance anche tra Fratelli d'Italia e Berluscones, tanto da aver lasciato il 30% del giornale a Paolo Berlusconi. Ma torniamo all'All-Star Team immaginato dalla Premier. Quindi quali sono i giornalisti graditi a Giorgia Meloni? In primo luogo, direttore del nuovo giornale sarà Sallusti, già da metà luglio, quando l'Assemblea dei Soci nominerà il nuovo consiglio di amministrazione. Come vice direttori i nomi che circolano sono Francesco Verderami, che è la prima firma politica del Corriere della Sera, sarebbe un vero e proprio scippo, e Salvatore Merlo, attuale vice direttore del Foglio. Ancora nulla di certo, ma il progetto prevede pure un rinfoltimento della squadra di commentatori. Luca Ricolfi, Ernesto Galli della Loggia, anche lui verrebbe scippato al Corriere della Sera, il politologo della LUIS Giovanni Orsina, che oggi scrive sulla Stampa, Pierluigi Battista e poi anche Mario Secchi. Tra le nuove firme Carmelo Caruso, Il Foglio. Il sogno è Paolo Mieli. Attenzione però, chi conosce il progetto spiega che non si vuole rifare il Corriere della Sera, ma dargli fastidio. Un quotidiano di alto profilo sarà il nuovo giornale di Angelucci / Giorgia Meloni, un quotidiano laboratorio del pensiero conservatore, non scevro di notizie, con firme prestigiose, che guardi più al giornale di Montanelli che a quello di Feltri, ma che quando serve sappia pungere e fare campagne politiche. Se dobbiamo fare il giornale di centro, allora tanto vale tenere Minzolini, dicono in redazione. Il problema per Minzolini è aver fatto un quotidiano troppo anti-meloniano nei primi mesi di governo, quando Berlusconi dava staffilate continue alla neopremier. E poi, conclude il Fatto Quotidiano, il nuovo padrone, Angelucci, vuole dare un segnale di discontinuità, del tipo qui comando io. Minzolini resterà come editorialista e ospite nei programmi Mediaset. E poi gli altri 2 giornali che ha Angelucci. Il Tempo dovrebbe marcare sempre più il territorio su Roma e dintorni, Libero si concentrerà sul nord, potrebbe essere diretto da Pietro Senaldi o Davide Vecchi, che oggi dirige Il Tempo. Il giornale oggi sta sulle 25.000 copie, il Corriere 135. Portargliene via qualcuna non è impossibile, ma non è facile. Giorgia Meloni lo sa, ma le sfide la esaltano. Insomma, per conto di Giorgia Meloni, Angelucci, il giornale, il piano per il Corriere di destra, la mette così. Il Fatto Quotidiano. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, tra poco dovremmo metterci in collegamento con Gianluca Savoini e con Carlo Cambi per tornare sull'affaire Metropol, di cui pure abbiamo parlato stamani. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.